Bentrovati, la 20ª puntata stagionale di Mezz'ora a Mezzogiorno la dedichiamo al calcio giovanile, non solo dal punto di vista agonistico e organizzativo, ma soprattutto per trattare l'argomento violenza che sempre più spesso purtroppo si sta registrando proprio sui campi di gioco dilettantistici e giovanili in particolare. Ospite del nostro salotto è il professor Lino Gurrisi, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio di Catania. Benvenuto Presidente. Buongiorno, grazie dell'invito. Lino Gurrisi è delegato provinciale della FIGC di Catania, io semplifico chiamandolo appunto Presidente, dal luglio del 2019, ma è anche docente di scienze motorie, docente universitario, allenatore sin dagli anni 70 ed è stato anche nella dirigenza del Catania Calcio dove ha vissuto le famose 8 stagioni di Serie A con Presidente Pulvirenti e Lo Monaco. Poi avremo quindi di che parlare tanto con lui, ma come sempre facciamo, iniziamo per consuetudine dando 2 minuti al nostro ospite per sapere e conoscere chi è Lino Gurrisi nel privato. Lino Gurrisi ha fatto la sua vita fra lo sport e la scuola. Diciamo, sono state le due, i punti di riferimento per cercare di dare molto ai giovani. Sin da giovane mi sono diplomato prima all'ISEF di una volta, poi laureato in scienze motorie e da giovanissimo, appena 18 anni, iniziai subito a insegnare. Quindi ho avuto l'approccio con i giovani, anche io giovane con loro e sin da ora ancora oggi ho questo approccio con i giovani. Mi sono affacciato nel mondo scolastico, quindi abbiamo detto molto presto, e anche nello sport come allenatore. Ho iniziato da giovane, ho fatto circa 20 anni consecutivi l'allenatore e subito dopo l'allenatore di calcio sono passato a fare il dirigente in società professionistiche. L'ultima mia esperienza, aver toccato la Roma-Fiorentina, l'ho fatto con il Catania, 7-8 anni famose e belle di Serie A, speriamo che possano ritornare nuovamente. E naturalmente facendo anche il dirigente del Calcio Catania insegnavo anche all'università nella facoltà di scienze motorie, in cui sempre con i giovani cercavo di interfacciarmi e dare a loro un qualcosa di mio personale, di tutto quello, il mio vissuto da sportivo e anche naturalmente da insegnante. Oggi come oggi però devo dire una cosa, è molto più difficile insegnare e anche fare l'istruttore nelle scuole calcio, fare l'allenatore, perché i giovani sono cambiati, la società è cambiata in tutti i sensi. E non mi ci rivedrei più ad insegnare nelle scuole medie, non mi ci rivedrei più ad allenare, perché non ci sono più i giovani che hanno tanta fame di entrare in campo e inseguire quella famosa palla che rotola, sudare quella maglia. I giovani vogliono altro oggi e la società li ha portato a cambiare completamente gli obiettivi e i sogni che avevano tanti anni fa. Ecco, i modelli sicuramente sono cambiati purtroppo anche i modelli educativi, ne parleremo appunto nel corso di questo nostro incontro. E il motivo principale per cui noi abbiamo invitato il massimo esponente della Federazione Gioco Calcio Catanese è perché appunto con lui, come dicevo all'inizio, vogliamo trattare il tema della violenza sui campetti di gioco, specie appunto in quelli giovanili. L'ultimo episodio si è registrato proprio in questa settimana che si è appena conclusa e ha riguardato una partita dei play-off del campionato Under 17. Io vorrei, prima di parlarne, farvi vedere subito il filmato. Eccolo. Sono diversi i video su questa vicenda che hanno fatto immediatamente il giro del web e che possono solo farci vergognare. Si vede l'arbitro che viene rincorso da giocatori e pubblico, aggredito con calci e pugni e poi fortunatamente tratto in salvo da qualcuno con un po' più di intelligenza e di civiltà e anche dall'arrivo dei carabinieri che nel frattempo poi erano stati allertati. Il campo, diciamo, che è quello dello stadio Luigi Averna di Torre Archirafi e la partita, tra l'altro, doveva anche giocarsi a porte chiuse per inagibilità.
C'è stata poi subito dopo questa diffusione dei video sul web anche una nota ufficiale dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri di Acireale, che è la sezione appunto della quale fa parte l'arbitro aggredito, che ammette in sintesi che questo non è calcio, questo non è sport, oggi abbiamo perso tutti, si legge appunto nella nota ufficiale. Presidente, questi episodi quindi a dir poco deprecabili purtroppo non sono rari, serve il pugno di ferro e una sana educazione alla lealtà sportiva, come dicevamo, che si è venuta a mancare negli anni. Guarda, dopo aver visto queste immagini diverse volte, rivedendole ancora, vengono sempre i brividi. Cioè uno può pensare che una partita di calcio giovanile possa trasformarsi in un, diciamo, in un ring da pugilato. Ma nemmeno, il ring pugilato sarebbe 1 contro 1. Qua stiamo parlando di una rissa veramente fuori dal normale. Contro un arbitro ragazzino non è una rissa fra giocatori 3 contro 3, 4 contro... Cioè, succede una scintilla, allora... Qua è una cosa selvaggia, una cosa proprio di un'aggressività totale. Quando noi parliamo, vediamo l'immagine 10, 15, 20 persone che aggrediscono una persona, un giovane, che quel giovane diciamo, è là per arbitrare una partita, perché se quel giovane non si fosse presentato quel giorno, la partita non si sarebbe svolta. Questi giovani che fanno gli arbitri vanno perché hanno un sogno, credono in quello che fanno, una passione, certo, e rischiano. I genitori anche in tribuna che vedono il bambino del suo figlio, perché sono bambini, sono ragazzi, a 18 anni è un ragazzo, quelli che giocano sono 17 anni. Certo. Quindi stiamo parlando di una cosa anomala, proprio di una rissa fuori dal normale. Certamente il presidente Di Giovanni, che dice nel suo comunicato non è sport, non è calcio, è vero, perché questo non può essere considerato sport calcio, anche perché poi la partita è finita. Certo. Cosa ha fatto di male questo giovane arbitro durante l'arco della partita? Non ha fatto assolutamente niente di male. Dicevo prima, ci vuole il pugno di ferro e devo dire che la stangata disciplinare è arrivata, perché la società RSC di Riposto, che è appunto quella che ospitava la gara ed è stata giudicata colpevole di questi atti appunto incredibili, incresciosi, è stata squalificata per l'intera prossima stagione 2025-2026. 11 calciatori sono stati immediatamente squalificati, anche l'allenatore è stato fermato fino al 30 giugno del 2025 e nel provvedimento il giudice sportivo sottolinea come, nonostante l'inagibilità delle tribune, la società ospitante abbia consentito l'accesso di circa 150 persone, tutte riconducibili appunto al club locale. Tra l'altro è arrivata anche la notizia, noi ovviamente nelle nostre pagine New Sicilia abbiamo trattato entrambe le cose in questi giorni, del DASPO per 4 minorenni. Ma voglio dire, tutto questo può bastare? Cos'altro bisogna fare? Cioè io credo che debba riavviarsi un'azione comune fra le famiglie, la scuola e la federazione. Lo sport ha sempre costituito un collante aggregante e socializzante, oltre che una fonte di crescita e di educazione. Si deve ripartire dal rilancio di questi valori sani e punire senza mezzi termini, isolandoli, quei delinquenti che appunto barattano lo sport con la violenza e con la trasgressione delle regole civili basilari. Cosa intendete fare? Il problema è uno, che guardiamo un po' dietro questa partita. Allora, questi ragazzi hanno disputato un campionato in maniera dignitosa, in maniera corretta, in maniera sportiva, la società anche, l'allenatore anche. Tra l'altro il presidente della società ha emanato un comunicato dove si è detto non solo dispiaciuto, ma tutti lo riconoscono come una persona per bene, si è detto anche lui assolutamente caduto dalle nuvole per quello che è successo. Anche ragazzi, ma cosa scatta? Cosa succede? I ragazzi anche sono per bene, prima del 94esima chiusura della partita. Perché a livello psicologico, io mi sono anche confrontato con la dottoressa Sidelli, che è la nostra psicologa, diciamo, a livello di federazione, no? E di andare a studiare determinati casi, perché questi ragazzi non possono durante la partita poi scattare una scintilla ad aggredire in maniera spropositata un ragazzo giovane come loro. Il problema è, secondo me, a livello sociale. È il fenomeno dell'emulazione, appena parte il primo cretino ci sono tutti gli altri che vanno dietro. Se noi vediamo che i genitori, quando vanno a scuola a informarsi
del proprio figliolo come va a scuola. Se la pigliano quei professori e non più quei bravo, figli. se l'insegnante gli dica guarda suo figlio si è comportato male a livello non solamente scolastico, anche comportamentale, c'è il genitore che si rivolge contro l'insegnante, va dal dirigente scolastico a rimproverare quasi quasi che l'insegnante non è stato bravo a operare bene nei confronti del È proprio cambiata figliolo. la forma educativa già dalle famiglie, purtroppo. Io mi negli anni. ricordo tempo fa quando un insegnante parlava un dialogo con un genitore, i genitori restavano a disposizione dell'insegnante, non aggredivano l'insegnante. Mortificati e punivano Mortificati, i figli. certo, E tutto questo punivano punto di i vista. figli. Oggi è invece cambiato non tutto. più. Quindi il discorso, i genitori dovrebbero anche capire che non possono essere più parcheggiati i ragazzi nella scuola, oppure peggio ancora, io vado... Hanno delegato ormai alla scuola la fonte educativa. Ma invece 4 ore, 5 ore i ragazzi bambini che fanno, è impossibile. Certo. Oggi poi la colpa principale li hanno i telefonini, il computer, che i ragazzi possono accedere a qualsiasi tipo di forma di violenza, di sesso, a livello... Di modelli sbagliati, come dicevamo Tante prima. cose sbagliate. Ma infatti io dicevo, cioè voi come federazione avete in previsione di mettere in atto dei piani educativi? Noi abbiamo, il Presidente Morgana, in tal senso, abbiamo creato i nuclei operativi contro la violenza in cui ci riuniamo. Sì, ne discutiamo, abbiamo anche delle persone abbastanza competenti all'interno del nucleo, no? Però noi possiamo parlare, possiamo trasmettere un nostro messaggio, ma questo messaggio nel momento in cui poi viene anche non travisato, viene dimenticato, è un problema. Ma il problema grosso, caro direttore, non è solamente questo, sono anche le scuole calcio. Perché le scuole calcio? Perché oggi il genitore che accompagna il bambino alla scuola calcio dalla tribuna si arroga anche il diritto di prendersi con l'allenatore che non fa giocare il proprio figliolo e nel dire io pago, mio figlio deve giocare. Oppure non si va alla qualità, si va anche in lì una partita di scuole calcio di bambini di 6-7 anni, sentire il genitore dietro e ci dice che Filippo entra la prossima volta più forte perché quello ti ha entrato e ti ha levato la palla. Cioè qua stiamo parlando incitare già alla violenza. Un incitamento alla violenza, proprio quel rispetto che non esiste completamente. È inutile che tutti i professionisti anche portano sulla maglia rispetto, ma questo rispetto dov'è? A livello familiare, a livello... c'è tutto un processo è solo in teoria e di facciata. Tutto un processo da rivedere, non è solamente a livello sportivo la violenza. La violenza lo vediamo sulle donne, la violenza lo vediamo nelle strade, la violenza lo vediamo dappertutto. Oggi come oggi le persone siamo frustrate che nel momento in cui c'è una scintilla esplodiamo per chissà che cosa. È vero. Dicevamo che tra l'altro appunto gli incidenti sono avvenuti in un campo di gioco che non avrebbe dovuto avere degli spettatori in quanto dichiarato inagibile nelle tribune e qui abbiamo lo spunto per parlare anche della situazione dell'impiantistica sportiva. Qualcosa è migliorata negli anni ma siamo ancora lontani dal soddisfare le richieste e la fame di sport, o no? Ha voglia. L'impiantistica sportiva, questo è un grossissimo problema, anche se devo dire onestamente che l'amministrazione comunale di Catania, per esempio, sui vari terreni sono stati trasformati completamente, sono bei campi, no? Però naturalmente la burocrazia... Alcuni ristrutturati, io ricordo così, il sono Duca d'Aosta, insomma altri. Devo dire che l'assessore Parisi sotto questo punto di vista sta lavorando bene, devo dire. Però si è ancora lontani dal soddisfare la richiesta che c'è. Completamente no, anche perché la frequenza che c'è dei ragazzi, dei bambini, dei giovani, non sono poche le strutture sportive. Ecco, giusto per comprendere almeno in parte di che cifre parliamo, quanti sono i campionati provinciali a Catania e in quali categorie e fasce d'età si estendono? In sostanza, quante persone fra giocatori, dirigenti e altro settimanalmente partecipano a competizioni agonistiche provinciali e regionali a livello dilettantistico e giovanile? Allora, noi addirittura di terza categoria abbiamo 20 squadre che partecipano sulla provincia, diciamo, solo di Catania. Su Catania? Solo terza categoria, diciamo, sulla provincia di Catania, giusto? Su Catania abbiamo 6-7 squadre di terza categoria, naturalmente, che devono obbligatoriamente avere a disposizione anche dei campi. Certe volte non ce l'hanno questa disposizione dei campi, quindi usufruiscono anche delle strutture private. A livello provinciale parliamo noi di circa, su Catania, un 60-70 squadre, quindi andiamo su 20,
ogni squadra sono componenti, un bacino, e poi quindi non siamo considerando oltre 1200, il settore 1200 giovanile, persone. scuole calcio, tutte queste cose qua. Quindi diciamo Il movimento l'utenza è enorme. un movimento enorme, ma non è solamente un movimento enorme che dobbiamo capire dall'alto cosa fare per cercare di non far succedere questi atti di violenza, perché la violenza succede anche nei bambini. Ieri leggevo un comunicato di una società sportiva di un presidente che vietava l'accesso non solamente al pubblico, anche ai genitori di assistere alle partite dei bambini, perché, lo ripeto e non rinnego di dirlo, il problema grosso sono i genitori verso i bambini, che non li sanno educare sotto questo punto di vista sportivo, o loro devono vincere obbligatoriamente. Non devono capire che lo sport non è vincere solamente e basta. E che spesso proiettano sui figli le proprie insoddisfazioni, i propri insuccessi, cioè magari loro avevano pensato a loro volta di diventare un grande campione e vorrebbero che, non essendoci riusciti loro, possano riuscirci. Condivido appieno questa analisi, sì, è vero. Presidente, cerchiamo di guardare anche alle cose positive che tra l'altro si stanno registrando proprio in questi giorni. Parliamo del torneo delle regioni che è giunto alla 61esima edizione e che per la prima volta viene ospitato dalla Sicilia. Coinvolge tutte e 20 le regioni italiane, ognuna con 4 rappresentative, esatto. Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile. Come si sta sviluppando e come lo avete organizzato a livello siciliano? Guarda, a livello siciliano in maniera semplicemente eccellente. Sin dalla presentazione che abbiamo fatto all'Assemblea regionale a Palermo, in cui sono intervenuti i massimi vertici della federazione, dal presidente Gravina, Abete, proprio abbiamo avuto Morgana, naturalmente il presidente, che ha portato avanti questo progetto, in cui è riuscito a portarlo, come dicevi poco fa, per la prima volta in Sicilia. C'è una macchina organizzativa, qualcosa di fantastico. Subito dopo la presentazione ho fatto una domanda a Morgana, no? E dice: Sandro, ci ho detto, ma le altre regioni fanno in questa maniera come stiamo organizzando in Sicilia? Carolino mi fa: dovrebbero superarci, perché come stiamo facendo noi non ci potrà mai superare nessuno. Chissà cosa devono inventarsi per superare questo torneo. Sì, c'è un torneo veramente eccezionale, circa 2000 atleti verranno in Sicilia, dislocati in varie Quindi un grande indotto anche turistico ed economico, oltre che sportivo. Mamma mia, parliamo di 2000 solamente atleti, più poi consideriamo gli accompagnatori, i familiari che verranno a vedere le partite, quindi la Sicilia sarà in questo momento a carattere nazionale a livello sportivo. Proprio un'anima di festa che potrà dare a questi tutti i giovani atleti qualcosa di veramente di bello. Come è strutturato il torneo, in gironi, in fasi finali, e soprattutto dove e come andare a vedere le partite poi conclusive, quelle più importanti? Ogni girone è composto da 4 regioni, dislocate nella provincia fra Quindi Messina, sono 5 gironi? Sì, 5 gironi per 4. Si qualificheranno le prime e poi naturalmente fino al giorno, allora le regioni arriveranno il giorno 11, le società, il 12 sabato inizieranno, 13 domenica, e poi tutto il concentramento, la cosa più bella, viene fatto su Taormina, e le finali e tutto, perché si è cercato in Taormina proprio la capitale turistica della Sicilia. Saranno la finale quindi sarà quando? A Taormina sabato. Tutte le finali saranno venerdì 18. Venerdì 18. Tutte le finali, solamente le finali. Saranno a ingresso libero o a pagamento? Ingresso libero completamente, dalla mattina a tutte le under 15 e 7-19 su Taormina, e femminile sarà fatto a Fiumefreddo, forse a Santa Venerina, non mi ricordo bene. Perché a Taormina c'è il venerdì santo che spegneranno le luci, c'è una tradizione che quindi dobbiamo finire entro un determinato orario. Volgiamo adesso un attimo lo sguardo anche al passato, lo dicevo in apertura quando appunto l'ho presentata. Lei ha vissuto da dirigente gli anni d'oro del calcio Catania di Serie A, quel famoso periodo di 8 stagioni veramente da ricordare, stagioni calcistiche. C'è qualche giocatore, qualche allenatore che le è rimasto particolarmente nel cuore, o qualche aneddoto che ci vuole raccontare? 8 anni
semplicemente fantastici. 8 anni di Serie A non è solamente la squadra, io ho identificato sempre in Serie A, ma è la Catania in Serie A, i giornalisti sono da Serie A, i tifosi da Serie A, i sportivi da Serie A, era tutto da Serie A. Devo dire che il pubblico è sempre da Serie A, anche in Serie C, perché in Serie C 17.000 spettatori non li hanno manco in Serie B. Ecco, quindi diciamo era tutto da Serie A. Naturalmente Catania ha avuto la fortuna, lo Monaco è riuscito ad avere, a portare a Catania tutti allenatori di fama, da Baldini a Simeone, parliamo uno dei migliori 5 allenatori al mondo, il grande mito Mihajlović, Maran. Maran tra l'altro credo che sia quello che ha ottenuto il miglior piazzamento. Il miglior punteggio, sì. Maran, io poi ho avuto la fortuna, perché essendo il ruolo che facevo, che ero addetto agli arbitri, quindi dovevo stare in panchina, un rapporto diretto anche con loro. Ecco, di tutti questi allenatori, per esempio, chi era il più caldo, il più temerario? Vi racconto una cosa. Mihajlović, partiamo dal grande Mihajlović. Stiamo vincendo una partita 3-0, non so quanto, era di sabato. E allora e lui era sempre focoso che chiamava sempre il giocatore. L'arbitro mi chiama, no, il quarto uomo mi chiama, dice a Gurrisi, dice, lui dica all'allenatore che si calma o lo butto fuori. Ahimè, io mi alzo dalla panchina, vado verso di lui per cercarlo di calmarlo, per dirgli. Allora lui mi dà una spinta. La spinata che quasi quasi mi ha fatto magari rotolare per terra, no? Non ci sono riuscito per fortuna, però subito io mi sono andato a mettere seduto e non ho detto più nulla. Cioè, l'ho mandato anche a quel paese. Fine partita, lui viene e mi dà il 5. L'indomani mattina alle 8 del mattino mi sento una telefonata ed è lui in cui mi chiede scusa per l'atteggiamento che ha avuto nei miei confronti, perché lui la notte ha rivisto tutte quelle immagini. Sinisa era un gran signore. E io pensavo, guarda che personalità, uno come Mihajlović, a un piccolo come Lino Gurrisi chiede scusa per tutto quell'atteggiamento che ha avuto. Da quel momento siamo diventati grossissimi, grandissimi amici. Una volta a settimana mi veniva a trovare a Scordia, poi grazie a questo rapporto che si è instaurato lo portavo in giro nelle varie università, alla Corte di Enna, a Catania. Quando c'era lui tutte le aule magne si riempivano tutti, perché lui poi trasmetteva come parlava, la sua passione, la sua... Ma diverso, Mihajlović dal campo, Mihajlović fuori dal campo. Due persone completamente diverse. E invece del campo quale partita ricordi? Io ricordo per esempio quella meravigliosa partita contro l'Inter, il 3-1. Ma contro l'Inter principalmente sempre con Mihajlović a Torino, quando andiamo a vincere con la Juventus. Con la Juventus. Dopo che avevamo avuto non so quanti risultati negativi. Sì, quella fu una partita, un'apoteosi. Naturalmente non si possono dimenticare i vari spareggi, alla fine il Catania-Roma che ci ha permesso di restare in Serie A. Dai, bei ricordi. Per esempio l'allenatore che lavora tantissimo è Giampaolo, uno che non si ferma un attimo. Che ora è a Lecce, però non sta riuscendo a trovare i risultati giusti. Bene, però è un allenatore che dà il massimo alle società. Dai. Maran invece è uno di quello carismatico, tranquillo, moderato con le varie... apparentemente freddo, ma che sapeva toccare le corde giuste. Baldini invece aveva un suo personale, una sua personalità per conto suo, molto diverso da tutti gli altri allenatori. Diverso completamente. E di giocatori chi ricorda in maniera particolare? C'è stato qualche affiatamento particolare con qualcuno? Baiocco, il famoso Catania argentino, diciamo argentino, Davide. Insomma. Focoso dentro il campo, sempre se aveva discussione con l'arbitro, no? Sempre. Il ruento matrascinatore della matrascinatore, una grossa bandiera, proprio un capitano vero e proprio dentro il campo, proprio in tutti i sensi. Presidente, torneranno quei tempi a suo avviso e tra quanto tempo? Insomma, come si potrà uscire dalle sabbie mobili della Serie C? Se noi andiamo ad analizzare l'appartenenza delle società a quali gruppi fanno parte, il Catania da stranieri, il Palermo da stranieri, il Trapani non da siciliani ma persone di Roma, il Siracusa altrettanto. Dico, l'azienda, diciamo, gli imprenditori locali dove sono?
Dove sono? E secondo me se non c'è l'imprenditore locale che non investe, Ma secondo lei ma per una programma, mancanza, non secondo potremmo lei per mai una- riuscire a portare nuovamente il Catania in Serie A. Ma secondo lei per una mancanza di mentalità, per una mancanza di coraggio, perché non ci si vuole esporre troppo? Per quale motivo gli imprenditori locali non investono su una squadra locale come il Catania che ha un potenziale di incassi e di pubblico che non ha nessun'altra società? Esporsi troppo non penso più. Oggi diciamo, siamo in senso positivo della parola cambiata il tutto. Secondo me mancano delle persone manageriali che vorrebbero affacciarsi su questo mondo dello sport e l'azienda imprenditoriale che loro hanno, portarla anche vicino al calcio. Io mi ricordo diciamo, tantissime persone che facevano gli imprenditori, no? Che poi sono affacciate allo sport perché hanno fatto un'unica holding, diciamo, la cosa importante è che Hanno cos'era? integrato Che tutto l'azienda l'attivo con lo sport. dell'azienda la portavano nel calcio. E il calcio sappiamo benissimo che spesso si va anche in perdita. passivo. Però cercando di costruire queste due In maniera sinergie, parallela? si può portare avanti una società di calcio abbastanza bene. Io spero che gli imprenditori locali possano riappropriarsi della nostra maglia rossa-azzurra e far sì che veramente possiamo risorgere. Nulla contro a questi, diciamo, Pelligra, Grella, stranieri che stanno facendo tanto e stanno spendendo tanto. Certamente le spese non sono uguali ai risultati alle soddisfazioni sportive. Certo. Presidente, io vorrei chiudere il nostro incontro riprendendo il discorso che abbiamo trattato all'inizio. Vorrei che lei, appunto, da Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio di Catania, lanciasse il suo appello accorato a tutti i dirigenti, allenatori, giocatori e perché no anche agli spettatori, visto che abbiamo detto che spesso sono loro gli artefici delle violenze in campo, affinché il calcio e lo sport in generale tornino ad assumere quella valenza positiva e completa per cui sono nati. Il suo appello. Che a tutti i dirigenti delle varie società devono essere loro i primi educatori all'interno del gruppo, all'interno dello spogliatoio e far capire ai ragazzi che il rispetto è una cosa, l'educazione è una cosa e la violenza non c'entra niente con lo sport. Questo è una cosa molto importante, essere noi prima educatori. Noi abbiamo dato e diamo ancora, e lo rinnovo, la disponibilità a tutte le società che vorrebbero dei chiarimenti, anche i presidenti dell'Associazione Italiana Arbitri sono a disposizione di andare dentro le società a spiegare il regolamento. Non solamente essere educatori, spieghiamo il regolamento, perché tante cose succedono anche perché non si conosce il regolamento, da parte dei dirigenti e da parte dei tecnici. Noi come Federazione Italiana Gioco Calcio abbiamo fatto fino all'anno scorso i corsi per dirigenti e devo dire c'è stata una massiccia partecipazione. Però il discorso è una cosa, apprendere non è solamente apprendere, ma quello che uno apprende deve trasmetterlo a tutto il resto che ci circonda. Benissimo. Presidente, speriamo che questo appello e speriamo che questi progetti, queste prospettive di migliorie possano avere risultati concreti perché veramente ultimamente il calcio ha fatto perdere di vista quello dello spirito sportivo, ha fatto perdere di vista per opera di questi 4 farabutti, insomma, che cos'è lo spirito sportivo. Direttore, grazie però anche al vostro apporto, noi possiamo essere presenti per trasmettere questo messaggio anche fuori. Collaborazione totale e faccio i miei complimenti alla vostra redazione per questo intervento che avete fatto. Grazie Presidente, grazie ovviamente anche a chi ci ha seguito. Il prossimo appuntamento è sempre fissato con mezz'ora a mezzogiorno.